però allora, eccoci in compagnia del secondo ospite di quest'oggi, Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle, grazie per essere tornato nei nostri studi. Allora, Grazie a voi per l'invito. Prego. Avevamo accennato prima leggendo una mail che adesso vado a ripescare se trovo, ma sicuramente... Ah no, eccola qua invece. Allora, per quello che riguarda Opicina, il tram, la mail, a dir la verità, invocava il ritorno dei percorsi della linea 64, sì, con... da lunedì saranno tra l'altro modificati, leggevo oggi sul piccolo, siccome devono fare dei lavori. Insomma, comunico perché io utilizzo la 64 e per quasi tutti adesso, sia per arrivare a Opicina ma anche in via commerciale, utilizzano la linea 64 e assieme anche alla 28 e altre linee subirà appunto una variazione perché devono fare dei lavori nella fine di via Sant'Anastasio dove c'è la scuola corsi. In quei lavori là. E quindi ecco, magari adesso non ho memorizzato il percorso a memoria alternativo, per oggi appunto magari c'è questo articolo sul piccolo che può essere utile. Ok, poi allora adesso ecco. lo ripesco io. Comunicazione di servizio, ecco, mettiamola così. Ma ecco, allora, solo un attimo, poi dopo parliamo. La 64 è una... Che percorso fa? La 64 fa da Piazza Tommaseo, in sostanza, fino a Opicina. Alcune corse passano per Fernetti. Diciamo che è stata istituita, è stata creata quando, perché la 2 Barrata non c'è più, perché la 2 Barrata era servizio sostitutivo della linea 2 e la linea 2 è il tram di Opicina. Il tram di Opicina, insomma, dopo magari ne parliamo, però è ripartito. Per cui la linea 2 Barrata non esiste più, esiste però appunto la 64 che collega appunto Piazza Tommaseo fino a Opicina, addirittura Opicina inoltrata perché... ecco perché è molto, come dire, apprezzata da chi abita esattamente, ad Opicina. perché a differenza della 2 Barrata che si fermava a Opicina proprio centro, la 64 per capirci praticamente arriva quasi fino al Conad, che è tra Opicina e Fernetti, quasi fino a là, appunto anche addirittura a Fernetti in alcune corse, per cui è una linea molto importante che anche utilizzo quotidianamente. Se non utilizzo il tram ogni tanto mi diverto e prendo il tram, perché lavorando in Piazza Oberdan e abitando a Opicina mi è comodo, però la 64 effettivamente ha una centralità anche importante partendo proprio da Piazza Tommaseo. E quindi va a servire sia via commerciale, perché un tempo la 28 partiva da Piazza Tommaseo, invece adesso parte da via Galatti, Piazza Oberdan, per capirci, e poi serve ovviamente anche Opicina e l'Altipiano, per cui una linea utilizzata molto. Allora, leggiamo questo sul piccolo. La chiusura di via Sant'Anastasio comporterà una temporanea modifica del percorso delle linee degli autobus 28, 30 e 64 della Trieste Trasporti in direzione dell'Altopiano. I mezzi saranno deviati lungo via Coroneo, via Fabio Severo, via Valerio e strada nuova per Opicina. Durante la deviazione saranno effettuate le fermate in via Coroneo, in via Valerio Università, in strada nuova per Opicina. Quindi quasi il percorso della 4, però con meno fermate. Con meno fermate, certamente. E poi, quindi questo è. Invece, per quanto riguarda il tram di Opicina, voi avete, abbiamo 5 Stelle, depositato una interrogazione in regione? Sì, in Consiglio regionale, perché recentemente, non so se anche gli altri concittadini hanno letto sul piccolo, ci sono stati sul piccolo, ma ovviamente poi anche su altri media, ci sono state alcune dichiarazioni sul tram di Opicina che ci hanno lasciati un po' perplessi. Nello specifico siamo abituati alle dichiarazioni del sindaco di piazza che dice che per lui il tram è una rottura, una sciagura, che è scomodo e via dicendo, per cui ha ipotizzato questa vendita, cessione del tram di Opicina. È stata interpellata anche l'assessore regionale Amirante che ha la delega ai trasporti, che ha confermato che al momento appunto il tram fa parte del contratto del trasporto pubblico locale, però ci sono ipotesi di vendita e via dicendo. Per cui a fronte di queste appunto ipotesi abbiamo ritenuto giusto presentare un'interrogazione appunto in Consiglio regionale, che è questa che sto tenendo in mano, per appunto fare chiarezza su questa cosa, perché il tram di Opicina è comunque un'infrastruttura simbolo di Trieste, che però ha anche una funzione di trasporto pubblico locale, perché alcune zone, penso a Scorcola,
e attualmente anche via Commerciale Alta non sono servite dai bus, e Scorcola è praticamente impossibile che possa essere servita da un bus. Motivo per cui il tram comunque ha un ruolo centrale per chi risiede in quelle zone lì. Ovviamente ha un'importanza appunto anche simbolica, turistica, ma in ogni caso secondo me fa parte di questo, è un bene collettivo della cittadinanza di Trieste e della nostra città. Per cui questa ipotesi di vendita, si pensava a Fondazione Ferrovie dello Stato o altri privati, che come dire, non abbiamo delle garanzie che la gestione possa essere migliore di quella attuale, che ci rendiamo tutti conto che la gestione attuale non è delle migliori. È importante fare chiarezza su questa cosa, per cui abbiamo depositato questa interrogazione in Consiglio regionale in cui chiediamo alla Giunta quali siano le loro intenzioni per quanto di loro competenza sul tram di Upicina. Poi abbiamo anche chiesto di rendere pubblici i dati della sperimentazione dell'estate 2025 del Trieste Tram Tour, quindi questa sperimentazione turistica che hanno fatto l'anno scorso. E anche una cosa che ritengo sinceramente importante, nell'ipotesi appunto di vendita o cessione o qualunque sia la modalità in cui vorrebbero liberarsi il tram di Upicina, se non ritengano sia il caso di avviare, di fare una consultazione pubblica con la cittadinanza di Trieste attraverso appunto le forme previste dallo Statuto del Comune di Trieste, ovvero un referendum. In ogni caso noi siamo abbastanza attivi sul tram di Upicina, ma perché appunto è un bene pubblico, appunto io riprendo qua, questo qua era l'articolo sul piccolo che diceva appunto rispunta l'ipotesi di Fondazione Ferrovie dello Stato, e qualche giorno prima un altro articolo perché sono passati 10 anni dal fatidico incidente del 2016, ora in 10 anni il tram ha funzionato solamente 9 mesi, questa cosa mi pare abbastanza negativa. Ovviamente, come sapete, quello che pensiamo noi è che da parte del Comune di Trieste e di Trieste Trasporti non vi è stata una sufficiente chiarezza e trasparenza rispetto a quelli che sono stati i cantieri, quelli che saranno i prossimi cantieri sulla Trenovia, sul tram di Upicina. Infatti abbiamo richiesto qualche mese fa una commissione consiliare in Consiglio Comunale, appunto richiesta da Alessandra Richetti, per fare trasparenza sulla questione del tram di Upicina. Appunto abbiamo anche portato sul tavolo dei documenti che non erano stati pubblicati e li abbiamo ottenuti tramite una nostra richiesta di accesso atti, tra cui appunto è emerso che tutto il tratto funicolare, quindi quello che va da Piazza Casali dove il tram molla il carrello per andare in Piazza Oberdan, fino alla stazione dove sopra a Cologna il tram molla il suo carrello, tutto quel tratto là dovrà essere rifatto su richiesta della Regione, perché dopo l'incidente di ottobre 2025, quando il giorno della Barcolana è uscita la fune, hanno fatto nei giorni successivi, hanno fatto i tecnici della regione hanno fatto queste analisi su queste traverse su cui passa la fune nel tratto funicolare, ed è emerso che su 400 traverse 400 traverse sul totale avevano i bulloni allentati, e quindi li hanno poi ovviamente stretti e fatto le operazioni necessarie, però la Regione ha anche detto in tutti questi anni sono state fatte delle operazioni di manutenzione e lavori ordinari e straordinari scollegati tra loro, per cui loro che hanno competenza di sorveglianza sul tratto funicolare hanno chiesto a Comune e Trieste Trasporti di rifare tutto il tratto funicolare, che si farà probabilmente la prossima estate 2027, ovviamente mi viene un po' da sorridere, dopo le elezioni comunali appunto il tram si fermerà di nuovo. Sentiamo, c'è una telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Io un buongiorno a voi. Ecco, a riguardo della fune, io ho fatto tante volte questa domanda, questa segnalazione, perché le rotelle del tram non vengono più dato il grasso. Io vedevo, che abito qua vicino, vedevo ogni giorno, dicono forse un giorno sì o un giorno no, venire su un operaio con il vasetto del grasso e praticamente oliava le rotelle. Oltretutto adesso il tram fa un baccano enorme, perché logicamente camminando il tram direttamente sul ferro, il cavo sul ferro, e fa un rumore della Madonna, e io penso che si consumi anche il cavo, non essendo le rotelle oliate. Bene,
Ma non ho telefonato per questo, ho visto che siete qua in discorso. Volevo dire, dato che ultimamente cioè, hanno messo anche quei platani, quelle cose lì in giro, per dare un po' di fresco alle persone anziane, così dicono, mi domando perché in via Colonia, a metà via Colonia, c'è un bellissimo terreno che va fino all'università. E non riesco a capire, fare 2 scalini, mettere un paio di ringhiere e un paio di panchine, sarebbe una bellissima cosa, perché è tutto una specie di bosco. Ultimamente l'hanno anche pulito il terreno, e dunque mi domando perché non si fa, non so, col dubbio che poi un domani il comune venda il terreno e faccia dei condomini. Ecco, lì è un terreno bellissimo, ben anche diremo manutenzionato. Fate mettere un paio di gradini e una ringhieretta e il terreno che va fino sull'università. Sì, ok, è chiaro, questa è la zona cui fa riferimento il signore. Siamo credo all'incrocio con via Sottoripa, se non mi sbaglio sia questo, via Quinto Baieno. Colonia, eccolo là, quel terreno lì non viene usufruito, basterebbe fare dei gradini, proprio adesso lei ha il puntamento, e farlo per la zona del quartiere, cioè usufruibile a tutti, perché è bello, va fino all'università. Sì, difatti è proprio... Sì, collegherebbe, mettiamola così, via Cologna con l'università, in pratica... Con la curva sì, proprio. Sì, arrivando da sotto. Sotto c'è un parcheggio. Sì, esatto, al parcheggio che c'è di fronte a Piazza l'Europa. Ok, grazie intanto al telespettatore. Facciamo così, siccome siamo già oltre l'ora della pubblicità, mandiamo la pubblicità e poi dopo torniamo su questa questione. Allora, vediamo se possiamo ragionare soltanto, penso, su questa questione di via Cologna, perché insomma, effettivamente quella rappresenta una sorta di area verde mancata, insomma. Sì, non conosco il caso specifico di quel terreno, per cui mi limiterò a fare una considerazione generale rispetto alla richiesta avanzata dal telespettatore, perché secondo me è una necessità percepita da tanti cittadini, ovvero quella di maggiori aree verdi e spazi verdi all'interno della nostra città, per cui è assolutamente appunto comprensibile questa richiesta, anche perché via Cologna, che non solo copre, ovviamente ci sono tanti residenti, ma copre anche appunto una zona universitaria, ovviamente sarebbe bello idealmente avere appunto un'area verde di quel tipo lì, che collega anche, aiuterebbe anche a piedi a tagliare anche un pezzo di strada. Però appunto, ripeto, era già emersa sinceramente anche con la questione appunto dei platani e via dicendo, questi vasi che hanno messo, che sono più fa ridere, perché oggettivamente ho visto quelli che ha fatto invece il comune di Udine, che è un comune che da questo punto di vista si è mosso meglio e ha messo appunto queste aree verdi mobili, ha messo un po' di alberi già cresciuti, già con le foglie che fanno ombra, con delle sedute, li hanno messi nelle piazze principali di Udine e effettivamente quelli lì sono utilizzati dai cittadini e sono apprezzati. Purtroppo da noi hanno provato a fare un po' questo esperimento, purtroppo finito male, in cui hanno messo degli alberi che non sono ancora cresciuti, che non fanno ombra, non ci si può neanche sedere con delle sedute, per cui io penso che sul verde pubblico ci sia veramente una richiesta di maggiore attenzione da parte della cittadinanza, da parte di tutti noi, perché abbiamo visto tra continui abbattimenti, e quindi se tu abbatti un albero molto probabilmente è perché tu non hai fatto una manutenzione corretta
nei mesi e negli anni precedenti. Ovviamente può anche esserci il caso eccezionale, per l'amor di Dio, però vediamo continuamente abbattimenti. Penso anche alla pineta di Cattinara, 400 alberi che sono stati tagliati per fare il posteggio del nuovo Burlo, per un cantiere che poi adesso al momento è pure fermo perché la ditta è in crisi. C'è una richiesta di maggiore verde pubblico e maggiore verde, alberi, all'interno della città, ed è assolutamente comprensibile. Io penso a Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Borsa, Piazza Unità e poter continuare, Piazza Goldoni, via dicendo. Sono delle piazze che d'estate sono invivibili perché diventano un forno a microonde praticamente. Allora, ho visto adesso il servizio che appunto avete fatto voi, perché ieri hanno inaugurato la cittadella dello sport, che io sinceramente penso che sia una cosa positiva proprio per la città, ma anche per, come dire, per i miei coetanei, quindi chi ha attorno ai 20 anni, insomma, per chi vuole andare liberamente a fare sport in una struttura attrezzata, e poi ovviamente se quell'area dovesse diventare anche agevole per raggiungerla, via dicendo, insomma, una cosa molto positiva. Bene, però mi si permetta anche di evidenziare, io ho visto il servizio, a parte che hanno inaugurato una struttura che non è ancora aperta, e quindi perché la giunta comunale ha questa passione di inaugurare continuamente cose senza che siano ancora pronte, ma in ogni caso è da anche notare che sembra anche lì, mi rendo conto che in un campo uno non può mettere ovviamente un albero eccetera, però quell'area oggettivamente mi sembra difficilmente utilizzabile in estate, soprattutto con le temperature che abbiamo avuto fino a qualche giorno fa, prima che piovesse. Sotto il sole diventa veramente cocente, ma in questo qui lo collego al discorso generale: serve un maggiore investimento sul verde pubblico, una migliore gestione del verde pubblico a Trieste e neanche in tutto l'interno delle periferie, perché così non possiamo andare avanti, ed è una cosa che lo capiscono tutti, non è che lo dico io che sono esponente del Movimento 5 Stelle o lo dice il Partito Democratico o qualunque altro partito, no, l'hanno capito, lo dicono gli elettori di destra, di sinistra, di centro, ammesso che esistano ancora queste categorie e via dicendo. È una richiesta dei cittadini e come tale va supportata. E difatti una cosa su cui stiamo lavorando con la coalizione Futuro in Comune, che appunto stiamo costruendo con la coalizione progressista che si presenterà alle prossime elezioni comunali, vogliamo appunto dare un'attenzione assoluta alla questione del verde urbano. È una questione appunto che è comune appunto sulle grandi città, però vediamo che si possono basta la volontà e appunto si possono fare determinati lavori all'interno della nostra città che purtroppo al momento non stanno facendo. Allora, qui invece il nostro Marco Stabile, che è sul posto, ci ha mandato le immagini relative, ne abbiamo parlato con la polizia locale quando li abbiamo chiamati questa mattina, relative alla caduta di un albero in zona Borgo San Sergio. Adesso dovremmo vedere proprio questa è la zona, questo è più che un albero, è caduto un ampio pezzo, sì, diciamo così, di ramo. E, immagino dovuto alla pioggia di stanotte, ieri sera. Questo è appunto sono alcune immagini, vediamo quest'altra, credo sia, sì, è sempre, possiamo farla partire, vedete sì che in realtà sarebbero caduti, sì, adesso poi sono tagliati alcuni difficile, pezzi per sicurezza. Sì, questo è anche vero. E dovrebbe credo che insomma, quanto caduto sia andato poi su una macchina parcheggiata là, per cui insomma maglie ne colse a chi ha parcheggiato. Questo invece proprio è l'albero, e qui è veramente l'albero spezzato. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Buongiorno. Buongiorno. Sono sempre Gino. Buongiorno. Ho telefonato precedentemente sul discorso sulla credibilità delle persone, che sono stato preso un po' in giro ma non mi interessa, e il signor Grilli ha detto che bisogna credere eccetera, e ha dato dei dati, ha detto che siccome io ho fatto il discorso su Fauci e su quello che sta succedendo in America, e il signor Grilli ha detto che la regione è stata una delle migliori nel discorso del Covid-19. Se guardate le statistiche,
La prima regione con il più alto numero di morti per Covid è il Friuli Venezia Giulia, 5,6 morti ogni 1000 abitanti. E quella dopo è la Lombardia con 4,8 morti per 1000 abitanti. Questa è la credibilità che danno i politici. E questo è un dato di fatto, è un esempio accaduto in questo momento. Per cui bisogna stare attenti e i politici devono essere molto attenti a quello che dicono, perché ormai la gente controlla e i 5 Stelle anche devono stare attenti, perché sono stati hanno partecipato a tutto quel discorso che ci ha portato a un disastro economico e anche sociale. Grazie, buongiorno. Stiamo un po' tutti attenti, così siamo tutti tranquilli. Sì, no, però approfitto solo, siccome ha citato il caso delle regioni, adesso senza aprire il capitolo Covid, però il caso delle regioni è importante perché ricordiamoci che la sanità è su base regionale, per cui quando in Parlamento fanno una commissione bicamerale di inchiesta con la presidenza di Fratelli d'Italia per approfondire giustamente e legittimamente tutto ciò che è successo nella pandemia, quindi tutte le varie misure che sono state attuate, nonostante appunto sia stata una cosa veramente eccezionale per tutti noi, non hanno voluto esaminare ciò che è stato fatto dalle regioni, perché hanno voluto fare una gogna mediatica contro il Movimento 5 Stelle e contro Giuseppe Conte, che in realtà ha gestito in maniera ottimale e è stato un esempio infatti per tutti gli altri paesi europei e nel mondo, però non vogliono esaminare i lavori che tutti gli atti, tutto ciò che è stato fatto dalle regioni, quando invece nella gestione appunto sanitaria ricordiamoci che la sanità appunto è la gestione regionale, per cui anche nel momento in cui adesso il signore citava il Covid, va fatta ovviamente, se si vuole fare un'analisi di ciò che è andato bene, ciò che va male, ai fini di migliorare per, speriamo di no, una prossima volta, allora in tal caso vanno esaminati tutti gli enti coinvolti. Non commento, potrei anche commentare la questione poi che ha tirato sul Movimento 5 Stelle, ma mi sembra talmente campata per aria che... Allora, sempre per quanto riguarda invece rami ed altro, il signor Roberto dice: mi piace il verde, bisogna anche curarlo e prevenire eventuali danni, soprattutto dove ci sono bambini. Nel febbraio dello scorso anno un pezzo di ramo di dimensioni abbastanza voluminose si è staccato dagli ipocastani causa vento ed è precipitato all'interno del mio giardino, e non è la prima volta. Ho avvisato il personale dell'asilo e ho inviato anche una raccomandata con ricevuta di risposta al Dipartimento del Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio, segnalando di procedere alla riduzione per crescita eccessiva degli ipocastani, onde evitare conseguenze dannose che potrebbero coinvolgere i bambini che stazionano giornalmente nel giardino alberato. Fino ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta e non c'è stato nessun intervento in merito. Questa è un'altra parte della sì, che si integra al discorso sulla gestione del verde pubblico. Gestione del verde pubblico vuol dire ovviamente poter integrare il verde pubblico con nuove alberature nel centro cittadino e ovviamente anche nelle periferie, però vuol dire anche gestire le alberature già esistenti all'interno appunto delle strade, delle vie o nelle proprietà appunto comunali, come magari potrebbe essere questo asilo, e prevenire appunto eventuali cadute di rami, eventuale appunto che ceda proprio l'alberatura. Ovvio, se c'è un caso eccezionale come abbiamo visto, quello di magari la tromba d'aria come può essere stata ieri sera o in altre occasioni, allora forse lì è particolarmente difficile prevenire o aspettarsi che possa cedere una parte dell'albero. In ogni caso la gestione del verde pubblico comprende anche una migliore gestione delle alberature esistenti, perché adesso vediamo continuamente appunto anche sul sito del comune una lista delle alberature che ogni mese vengono abbattute, e il punto è che sono più le alberature abbattute di quelle poi reintegrate, non ci sono delle compensazioni, per cui appunto questa segnalazione si inserisce all'interno di questo. Poi ancora peggio se poi lui ha mandato raccomandata, sì. Poi appunto il caso specifico sarebbe poi ovviamente da vedere, però anche qui se uno manda la raccomandata eccetera deve avere una risposta, insomma. Assolutamente, esatto. Se no tutto quello se no anche il valore della raccomandata viene meno, ovviamente. Diamo la prossima telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Salve, sono Maurizio. Buongiorno. Ecco, avrei voluto intervenire prima quando c'era il signor Grilli che ne ha sparate di tutti i colori, no? E le dico subito anche il perché. Perché si è schierato e ha detto
Sì, lui è molto favorevole a Di Piazza, lui praticamente si è seduto e ha detto che va bene tutto, non ha contrastato nulla, non ha detto niente che fosse migliorabile. Tutto è perfetto, tutto è meraviglioso, tutto va bene. Io personalmente non ho questa opinione. Ecco, poi ha detto anche che loro stanno facendo dei tavoli aperti per confrontarsi e sentire la popolazione. Vorrei chiedergli se sa un caso, lui, in cui Di Piazza si è confrontato col popolino. No, lui non ha detto che Di Piazza si confronta con la popolazione, parlava di Idea Civica Giuliana, è un altro discorso. Ma siccome lui è schierato con Di Piazza, non mi sembra che si allontani molto da Di Piazza. Non c'entra niente, però lui non ha detto che è Di Piazza che incontra la gente, sono loro di Idea Civica Giuliana che incontrano la gente, non è un'altra cosa. Senz'altro, e faranno quello che hanno sempre fatto. Comunque anche il vostro ospite adesso mi ha meravigliato quando ha parlato di un referendum, no? Prima. Di valutare se. Ecco, lei pensa veramente che accetterebbero un eventuale referendum? Non penso che lo accetterebbero, però penso che sia giusto che la cittadinanza possa esprimersi sul tram. Sì, ecco, ma non è solo sul tram, su ogni cosa non è stata fatta. Ovviamente manca un totale coinvolgimento della cittadinanza, sono d'accordo con lei, su una marea di altri temi, ovvio. Ma su tutto, io non ho ancora sentito qualche volta sentire i cittadini e fare la retromarcia. L'unico sindaco, e non ce l'ho col sindaco, ma faccio per un esempio, che ho visto fare una retromarcia si chiama Gabrovec. Ecco, ed è quello che sui bottini delle monete ha fatto una retromarcia e è andato indietro. Il nostro ieri, quando ha fatto quell'inaugurazione di quella cosa non tanto utile, le dico subito, perché i campi da tennis vanno bene, va bene tutto, ma effettivamente io la penso come lei. Nessuno va a giocare basket a mezzogiorno, il giorno di Ferragosto con 37 gradi, perché resti secco. Ecco, va bene. Quello che hanno fatto, l'hanno inaugurato, hanno fatto tutto, dopo si dà ai privati, i quali gratis si lascia al popolo, alla gente, il campo di skateboard e le altre cose, il resto è a pagamento. Ecco, per cui questa è la cosa come va fatta, che non sono d'accordo su queste cose. Hanno chiuso un teatro, la Sala Tripkovic, e adesso vuol fare una discoteca. Non so, cerchiamo di pensare un po' alla cultura. Io so che non si vive di cultura, si vive di turismo, si vive di soldi, di appartamenti venduti a caro prezzo, però la gente che ha bisogno anche di qualcosa di diverso. Grazie. Sì, diciamo che voglio integrare mi permetto di integrare la considerazione del telespettatore ricordandoci del tema dell'ovovia. Ovviamente non se ne parla più, perché ovviamente si avvicinano le elezioni e quindi il sindaco e i suoi sodali, perché ricordiamoci che non è solo il sindaco di Piazza che ha proposto la cabinovia, ma anche tutti quelli che in Consiglio Comunale hanno votato per portare avanti questo progetto. Ebbene, un progetto su cui la cittadinanza ha chiesto di esprimersi attraverso un referendum e non è stato concesso per una serie di motivi. All'inizio potevano anche essere legittimi, dopodiché hanno cercato solo delle scuse. Poi è uscito pure un sondaggio autorevole che diceva che la maggioranza dei cittadini triestini sono contrari alla cabinovia e in ogni caso comunque il sindaco ha voluto e i suoi sodali hanno voluto continuare a portare avanti quel progetto fallimentare sotto differenti punti di vista. Per cui anche quello lì è un'occasione in cui il sindaco ha deciso di non ascoltare la popolazione, i cittadini di Trieste, dicendo ovviamente ogni volta che gli si poneva questo quesito il sindaco poi dice sempre ma io quando cammino per strada faccio 20 selfie all'ora. Ho capito, però la volontà dei cittadini di Trieste si può misurare attraverso degli strumenti pubblici come in questo caso poteva essere un referendum sulla cabinovia e in ogni caso lo certifica pure un sondaggio di un istituto autorevole di sondaggistica, perché ho visto poi anche commenti che andavano a delegittimare questi istituti di sondaggistica. In ogni caso questo qui era un'altra questione su cui la giunta comunale ha deciso di non ascoltare totalmente la cittadinanza, per cui ovvio, se noi chiediamo nell'interrogazione un eventuale referendum sul tram, nel caso ci sia l'ipotesi di vendita o cessione della Trenovia, difficilmente penso che l'attuale giunta comunale e giunta regionale siano propensi a procedere in questo senso. Però noi intanto poniamo il tema, un po' anche provocatoriamente, visto che appunto adesso fino a 10 anni hanno gestito la questione del tram in maniera pessima e lo certificano tutti. Noi abbiamo intanto posto il tema,
Posto il tema perché riteniamo importante che la cittadinanza di Trieste possa esprimersi quantomeno in maniera consultiva sui beni pubblici e i simboli della nostra città, perché in primis, adesso non lo dico per creare polemiche o altro, però in primis va considerata l'opinione di chi vive e abita a Trieste, dei triestini e delle triestine. Dopodiché possiamo poi andare a pensare di questa gestione iperturistica della città, che io sinceramente non condivido tanto, e di come si vuole trasformare la nostra città, però ricordiamoci che va comunque tutelata la città attraverso, appunto, anche ascoltando la popolazione e chi abita e vive Trieste, dai giovani agli anziani. Siamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Chiedo scusa, buongiorno. Buongiorno Bosazzi, buongiorno a lei e al suo ospite Nivea. Buongiorno. Allora, io volevo dire una cosa, la telefonata che ha fatto Sergio prima, via Colonia, con quel pezzo d'aria verde che c'è in via Colonia Alta. Allora lì Illy voleva fare un parcheggio, voleva radere al suolo e fare un parcheggio per studenti sotto il piazzale Europa, tanto per incominciare, perché Sergio non è da oggi, è da anni che pone questo problema. Io l'ho sentito perché seguo sempre Sveglia Trieste e avanti. Poi un'altra cosa, adesso ultimamente alberi e rami grossi cadono giù come fichi fatti. Questo non è possibile. Io, per l'amor del cielo, non do la colpa a nessuno, anche perché mi sembra che Babuder non sia l'assessore preposto, mi sembra che l'assessore preposto stia a Roma, perché ha un incarico a Roma e anche un assessorato nel comune di Trieste in quale non è mai presente. Eccolo. Però quello che volevo chiedere a Sossi e a Bosazzi, per cortesia, via Commerciale, la via Sant'Anastasio chiude. Voi avete parlato dei mezzi pubblici. Uno in discesa è aperta, in salita uno come deve fare se abita in via Commerciale e deve fare tutto il giro della Trieste Officina o salire per Oiano? No, perché io personalmente di tutti questi scavi ne ho le scatole piene. Le strade giù in Marina è chiusa per quei lavori del Ponte Verde, Ponte Giallo e anche per la sovrintendenza. Su San Giusto finalmente hanno chiuso gli scavi dell'acqua, via Dalbiano è chiusa, via Commerciale è chiusa, cioè è veramente un disastro. Ultimamente sono andata a vedere un programma su a San Giusto, al castello di San Giusto di sera, non si poteva neanche non avvicinarsi a San Giusto. Dall'altra parte dove c'è dove c'era la CGIL, diciamo, era chiuso, di qua era chiuso, gli automobilisti giravano come pazzi e uno deve spostarsi in macchina anche se è una persona anziana, perché a quell'ora a San Giusto, quando finisce lo spettacolo, non ci sono corriere, per cui è un problema molto grosso. Ecco, però se lei sarebbe così gentile, Sossi, di dirmi come fa uno in via Commerciale se abita a metà via Commerciale deve essere a lavoro alle 7 del mattino e appena fatto l'abbonamento alla Trieste Trasporti, perché con questo EVA non si capisce più niente. Grazie. No, è assolutamente legittima la sua richiesta, assolutamente. Allora, comunico, ho l'articolo sotto mano, ma giusto così è facile anche per me parlarne. Allora, in discesa, quindi venendo da Officina, per farci capire, via Commerciale, il percorso è lo stesso che c'era finora, per cui verso il centro appunto si fa la deviazione attraverso via Pauliana, poi eventualmente da via Pauliana uno decide se andare poi verso viale Miramare, verso via Udine e via dicendo. Il discorso è un po' più complesso invece, leggo sempre appunto dalla comunicazione che sul giornale, invece per andare dal centro cittadino verso via Commerciale salendo su. E qua scrive infatti che il percorso alternativo si svilupperà lungo via Udine, via Barbariga, via Sara Davis e via dei Cordaroli. Sinceramente penso sia un po' complesso, penso che qui abbiano messo le possibili alternative per raggiungere via Commerciale. Quello che io personalmente consiglio, abito a Officina e percorro continuamente via Commerciale, però parentesi, mia madre abita veramente vicino via dei Cordaroli,
via Solitro, per farci capire. Sì. E quello che io consiglio in tal caso, anzi consiglio, mi sa che dovrò farlo pure io quando ogni tanto utilizzo l'automobile, è di percorrere via Udine, poi da via Udine si va verso destra come se si dovesse scendere a Roiano, adesso Sì. non mi ricordo Barbariga. il nome, ecco quella lì direttamente via Barbariga, per poi salire di nuovo su per via Cordaroli e risalire sull'incrocio con via Commerciale. Mi rendo conto che è abbastanza più complesso, anche perché via Udine non è, Sì. è abbastanza percorsa già di suo, per cui aggiungere anche il traffico in risalita in via Commerciale la vedo complessa. E, se non vado errato, si dura 8 giorni, così scrive 8 giorni, speriamo che non siano di più di 8 giorni, dobbiamo resistere questi 8 giorni. Ecco, rispetto al discorso completo sui cantieri, ecco lì penso che se un cantiere debba essere fatto per diverse ragioni, alcune più o meno urgenti, allora deve essere fatto. Un commento che però mi sento di fare su alcuni cantieri, nello specifico quello delle asfaltature, mi rendo conto che si possano anche tirare in ballo diverse motivazioni più o meno tecniche. Ecco che spesso vediamo le nuove asfaltature che adesso stanno anche facendo a ridosso delle tornate elettorali. Ora, sarebbe auspicabile in determinate vie cittadine, e anche lì via Commerciale richiede una riqualificazione molto importante e che ovviamente andrà a recare dei disagi, perché un'arteria di questo tipo, nel momento in cui i sottoservizi cedono, bisogna fare un lavoro di grosso tipo. Però alcuni cantieri sarebbe auspicabile spalmarli durante, io ragiono in consigliature, quindi spalmarli in consigliature, sarebbe meglio però appunto ragionare appunto in termini anche forse un po' più lunghi, in termini di anni, e quindi appunto di fare una programmazione degli interventi pubblici migliore. Un breve commento sulla questione dell'assessore Savino, visto che appunto si è citato il fatto che lei è assessore al comune di Trieste, mi pare il patrimonio se non vado errato, però non ne sono neanche sicuro, perché tipo l'assessore ombra, cioè quelle robe che non... come tipo i platani, no? Che creano un'ombra che neanche c'è. E anche sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze a Roma. Ora, sinceramente, tra fare il sottosegretario, che è come se fosse un viceministro, e l'assessore al Comune di Trieste, è ovvio che deve dedicarsi con maggiore dedizione e tempo al ruolo di sottosegretario al Ministero dell'Economia a Roma. E quindi infatti è un assessore che di fatto non si vede all'interno della nostra città, e ovviamente il suo assessorato ha delle carenze, perché se l'assessore non si dedica al suo assessorato, va da sé che tutti i beni pubblici che riguardano appunto il suo assessorato a un certo punto iniziano a mancare di manutenzione, di attenzione e via dicendo. Per cui io sono fondamentalmente contrario a tutti questi doppi ruoli. O fai l'assessore comune di Trieste o fai il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Però fare entrambe le cose, e per forza di cose una delle due o addirittura entrambe le fai male, perché o dedichi l'attenzione a un ruolo e quindi a delle competenze, oppure all'altro. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Ah, aspettavo. Oggi si sta bene, dai, oggi non c'è caldo. Allora, io volevo dire che l'assessore Babuder, io l'ho sentito tante volte parlare, tra le righe lui, tra le parole diciamo, si lamenta lui stesso che non viene ascoltato, viene trattato come se fosse all'opposizione, e invece io l'ho conosciuto di persona, e mi ha aiutata in una pratica presso un centro civico, niente di che, nessuna corruzione, ben inteso, ed è stato molto gentile, quindi la persona fa anche la differenza. Lui è vittima di questa maggioranza, perché la Savino, santo Dio, aveva bisogno, quello è solo un potere politico, nient'altro, punto. Poi volevo dire una cosa, per esempio le fontane. Perché non si fanno le fontane con l'acqua che si ricicla, che è sempre quella che gira, che va su, che va giù e che non si consuma dall'acquedotto e che fa bella figura? E non solo, ma abbiamo parecchie fontane a Trieste che fanno fresco. Perché l'acqua quando si vaporizza poi alla fine fa fresco, come fanno in Ponte Rosso i bar, che adesso hanno imparato a vaporizzare per fare fresco alle persone. Sì. Quindi sarebbe bello e anche utile. Poi volevo anche un'altra cosa precisare. 20 anni fa c'era l'esigenza dei parcheggi, non del verde, ancora non si era presentata
così violentemente presentato il cambio climatico e non c'era questa emergenza e praticamente invece si sentiva il bisogno dei parcheggi, comunque di una rivisitazione della città, del traffico eccetera. Quindi andare troppo indietro con i ricordi non va bene, bisogna un attimino rimanere nel presente o nel passato prossimo, ecco. È tutto. Piccole cose. Io di più non so dire, Okay. Piccole cose, però mi sento di difendere Babooder perché non merita di essere così, diciamo, maltrattato, ecco, perché non ha fatto male il suo lavoro, per quello che ha potuto, che gli hanno permesso. Faccio gli auguri al suo ospite, Grazie. che lo stimo molto, Grazie. e non dico altro. Gli auguri Grazie a voi. Ok, Pensavo- in generale, pensavo fosse per il compleanno. No, fa gli auguri in generale, insomma, ok. di buon lavoro. No, perché ho eccetera. fatto anche il compleanno pochi giorni fa. Per cui... Quindi in realtà allora pochi forse giorni non fa. sono In realtà era già entrambe. una settimana fa, ma secondo me mi sono passate giornate come nulla. Per cui... No, allora, tornando così, nel merito della telefonata che ho ritenuto molto interessante. Allora, io non faccio una critica, ovviamente non faccio critiche personali come dire, agli assessori, eccetera, e non mi permetterei, anche perché sinceramente non conosco personalmente, in questo caso, l'assessore Babooder, ma neanche l'assessore Savino, ma figuriamoci se è sempre a Roma, non avrei neanche occasione di conoscerla. Però a parte questa battuta, l'assessore Babooder, ora, lui ha delle deleghe molto importanti, verde pubblico urbanistica, dire che lui non gli permettono di fare le cose, che la sua maggioranza lo trattano come se lui fosse l'opposizione, innanzitutto denota una cosa, che è vera però, che la maggioranza tratta l'opposizione come se non esistesse, quando invece noi che siamo l'opposizione come forze politiche, per l'amor di Dio, ogni tanto si fa un po' di polemica, ma è normale dialettica politica e forse anche, anzi lo fanno tutti i cittadini, per cui è assolutamente, insomma, è anche legittimo. Però spesso si fanno proposte condivisibili nel merito. Io vedo che in Consiglio regionale ogni tanto si riesce a collaborare con la Giunta, la maggioranza per raggiungere degli obiettivi comuni. In Consiglio comunale questa cosa non esiste, anzi assolutamente c'è un astio verso l'opposizione che sembra quasi personale. Per cui questa è la prima cosa che si denota anche dalla telefonata della cittadina. Però rispetto appunto al fatto che l'assessore Babooder non è messo nelle condizioni di lavorare, questa cosa fosse vera sarebbe ovviamente molto grave, perché nel momento in cui un assessore che ha delle deleghe così importanti non è in grado, la sua maggioranza non lo mette in condizione di lavorare, allora questo qua è un grosso problema, perché si tratta appunto di deleghe molto molto importanti. Abbiamo appena detto, il verde pubblico in questo momento, viste le temperature, è un'emergenza che dobbiamo risolvere il prima possibile, perché i prossimi anni purtroppo sarà sempre peggio. Per cui dobbiamo ragionare su come mitigare gli effetti del cambiamento climatico e di come possiamo nel nostro piccolo ovviamente cercare di ridurre questa continua emissione di gas serra, ma soprattutto cercare di rendere le nostre città sempre più, come dire, o meglio, sempre più difficile, però mantenerle vivibili dal punto di vista delle temperature. Io spero poi ovviamente che nel momento in cui l'assessore Babooder è in difficoltà con la sua maggioranza, che parli con la sua maggioranza dicendo: ragazzi, io devo fare il mio lavoro, ho delle deleghe importanti, mettetemi in condizione di farlo. Purtroppo immagino ci siano delle dinamiche politiche non poco serene all'interno della maggioranza di centrodestra qua a Trieste, però se alla fine il risultato finale, al di là dell'assessore Babooder, è che noi non possiamo avere una gestione efficiente del verde pubblico e dell'urbanistica a Trieste, allora a me sinceramente questa cosa non va bene, perché il primo posto bisogna mettere appunto l'efficienza per i cittadini e per appunto la città di Trieste. Dopo le diverse beghe politiche che ci sono. Mi rendo conto che un discorso che io adesso faccio per la giunta di centrodestra è una questione proprio comune per tutta la classe politica, è importante che mi ci metto anch'io dentro, anche se non ricopro ruoli elettivi o altro, è importante che come classe politica si metta al primo posto appunto la gestione dei beni pubblici, della cosa pubblica, e in secondo piano queste dinamiche politiche, perché se l'assessore Babooder è messo in condizione di non poter lavorare serenamente, ovvio che succede questa cosa per ragioni politiche di equilibrio all'interno della giunta comunale. In ogni caso, quello che io mi sento di dire è che nel momento in cui noi ci proporremo come alternativa alla gestione amministrativa della città di Trieste, ovviamente
questione del verde pubblico, emergenza verde pubblico, urbanistica, ma soprattutto anche gestione di queste deleghe, il nostro obiettivo è di poterlo fare nel modo più efficiente e più trasparente e anche partecipativo possibile con la cittadinanza, proprio per cercare di a riavvicinare nuovamente gli amministratori locali e la politica ai cittadini. Questa cosa penso sia fondamentale, perché altrimenti se si scolla questo rapporto tra politici, tra virgolette, tra chi fa politica e il cittadino, posto che secondo me il cittadino singolo, anche partecipando, chiamando Sveglia Trieste, fa politica, perché per me la politica deve essere una cosa anche positiva, in ogni caso si deve di nuovo ristabilire una connessione positiva tra chi fa politica e il cittadino, così anche che il cittadino possa anche pretendere serenamente che il politico faccia determinate cose, come gestire efficacemente il verde pubblico. Allora abbiamo la pubblicità, l'ultima pubblicità, che è una pubblicità volante, la mettiamo adesso, e poi abbiamo anche un'altra sollecitazione su un altro problema carsico per quel che riguarda la nostra città. Rimanete con noi e scoprite a che cosa mi riferisco. Allora, c'è una mail, volevo sapere dal vostro ospite se ha notizie in merito all'apertura della piscina terapeutica. Grande presentazione del progetto, tutto tace, si parla molto degli immigrati, ma si trascura la necessità degli anziani e disabili bisognosi di terapie specifiche. No, io non ho notizie nuove rispetto alla piscina terapeutica, abbiamo visto appunto che hanno fatto anche conferenze stampa per dire che sarebbe partito appunto appalto, procedure per rimetterla in sesto, dopodiché non ho appunto notizie nuove in merito, mi dispiace ovviamente, spero che possano esserci, cioè che possano proprio sussistere notizie nuove positive rispetto alla piscina terapeutica. Purtroppo anche questo caso qui della piscina terapeutica è un caso che si porta avanti da veramente troppi anni. Mi è tornato adesso in mente un video del sindaco di Piazza, non so se ha dichiarato a Tele4 qualche anno fa, dove disse qualcosa tipo: ah, pensa se ci fossero stati dei bambini magari dentro che giocavano durante il crollo della piscina, perché ovviamente sarebbero morti e mi sarei dovuto dimettere. Adesso mi viene da ridere, perché l'unico pensiero da quello spezzone che è emerso il sindaco di Piazza è che si sarebbe dovuto dimettere. Però al di là di questa cosa che mi è venuta in mente, mi ha fatto un po' sorridere. La questione della piscina terapeutica è una questione importante, perché appunto va a fornire un servizio molto importante non solo appunto per gli anziani, ma in generale per la cittadinanza, per cui sarebbe importante che ci fossero appunto dei progressi da quel punto di vista. Purtroppo è una questione che va avanti da fin troppi anni. Prima lo si accennava prima, c'è una gestione appunto, ma questo parlo proprio in generale, forse è proprio un caso italiano di gestione dei cantieri pubblici fin troppo complessa, al punto tale che le amministrazioni pubbliche non sono in grado di fornire delle risposte celeri alle necessità della cittadinanza. Io in questo caso penso che ci possa anche essere un minimo di responsabilità politica. Penso sempre che nella gestione dei cantieri pubblici e delle opere pubbliche ovviamente la volontà di una giunta comunale in questo caso possa fare la differenza rispetto a determinate procedure, se accelerarle o meno. Ovviamente auspico che possa procedere l'iter il più velocemente possibile, perché appunto, ripeto, ci sono dei cantieri e dei servizi che per la cittadinanza sono molto molto importanti, tra cui appunto la piscina terapeutica, e in effetti è giusto che se ne continui a parlare, perché ovviamente ai casi della cronaca fa notizia, ma ovviamente è normale che se ne parli di appunto la questione magari Piazza della Libertà con i migranti, o di alcuni casi appunto di accoltellamenti e via dicendo, però va da sé che bisogna anche continuare a parlare di opere pubbliche e infrastrutture pubbliche, come in questo caso la piscina terapeutica. E ovviamente, come ho detto, auspico che se ne possa il prima possibile far sì che ci sia una velocizzazione del cantiere, perché ovviamente si tratta sempre di gestione delle opere pubbliche. Purtroppo vediamo che c'è una gestione veramente inaccettabile. Mi è tornato in mente, mi scuso se non c'entra esattamente con questo, per fare un altro esempio di mancato ascolto della popolazione da parte della Giunta di Piazza, il caso dell'ex Pavan. Okay. A San Giacomo
adesso non mi ricordo esattamente il nome della via su cui sta proprio l'ex Pavan, ma è attaccato Frausin, mi via sembra, Frausin, esattamente, via Frausin, che è attaccato comunque a Campo San Giacomo, dove la cittadinanza chiedeva che in quell'area, che doveva essere abbattuto un vecchio edificio, si potesse riqualificare la zona per fare un parco pubblico, in generale un'area fruibile dai residenti di San Giacomo, però appunto preferibilmente un'area con del verde pubblico. Invece la giunta comunale ha deciso di fare questo blocco, che sarà una palestra ovviamente però affidata a privati, costruita anche con soldi PNRR, quindi soldi pubblici, è vero, vengono dall'Unione Europea, ma i soldi dell'Unione Europea vengono dalle nostre tasse, per cui alla fine soldi pubblici per una palestra affidata a privati. Ovviamente la palestra ovviamente funge anche una funzione sociale per chi vuole andare a fare sport all'interno della palestra, e probabilmente, anzi auspico, possa essere anche data anche opportunità alle scuole adiacenti, mi pare dietro ci siano appunto le scuole slovene, che possano, o anche c'è anche un asilo lì vicino, che possano utilizzare quella palestra. Però lì la cittadinanza, e anzi abbiamo supportato anche noi quella battaglia come Movimento 5 Stelle, chiedeva un'altra cosa, chiedeva un parco pubblico. Allora, se io amministratore locale non ascolto la cittadinanza rispetto alle vere necessità, allora questo è un problema, e quello lì è un caso emblematico. Addirittura volevano anche, per fare il posteggio per questa palestra, e buttare giù gli alberi dell'asilo. E allora, a parte che bisogna fare un cantiere che per fortuna non faranno, però c'era anche l'ipotesi di fare questa cosa qua. Allora io devo bloccare un asilo per chissà quanto tempo per fare un posteggio interrato buttando giù degli alberi che sono veramente, saranno quasi secolari, perché sono veramente, veramente enormi. Per fortuna hanno trovato delle alternative, però ennesimo caso di mancato ascolto della cittadinanza. E io ho presente proprio i residenti di San Giacomo che proponevano semplicemente un'alternativa per gestire quell'area, e il sindaco di piazza in via Frausin, che era lì presente. Però una cosa è fare un ascolto attivo e anche magari motivare sempre ascoltando, cioè uno può anche procedere, il sindaco può anche procedere con la sua idea rispetto alla gestione e poi infatti l'ha fatto, sulla gestione appunto di piano regolatore e nuovi progetti all'interno della città. Però è auspicabile che ci sia un dialogo con la cittadinanza, far comprendere eventuali necessità rispetto ad alcune opere. In questo caso, neanche in questo caso è stato fatto. Chiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Borazzi, mi scusi, sono sempre io, Okay. Nivea. Allora, giusto per chiarificare, io con l'assessor Babuder lo stimo sia come persona e come politico. I lavori che ci sono sul Ponte Bianco e Ponte Verde della sovrintendenza o su in via Daldiano o quelli che erano a San Giusto non dipendono dall'assessorato di Babuder, dipendono dalla Cegas, perché lì c'erano scavi ed altro dalla Cegas che dovevano mettere in ordine i sottoservizi. Per cui, e poi il verde pubblico abbiamo, l'ha detto Medà una volta, un bravissimo forestale. Allora questo bravissimo forestale che non ha tagliato l'albero dietro casa mia e che ha rovinato tutto perché sono caduti pali della luce, le ringhiere ed altro, allora si dia un momento da fare. Grazie. Ok, allora andiamo avanti. C'è una domanda che dovevo fare, questa è un po' provocatoria. Ok, ma sono insomma, pronto. No, non tanto nei confronti dell'ospite, ma più dice: se oggi vado con un pallone da basket e uno skateboard alla Cittadella dello Sport, posso giocare? No, perché non è ancora aperta. No, basket mi pare di sì. Io ho letto che proprio deve stare ferma ancora alcuni mesi, mi pare così dicesse non mi ricordo se era proprio sul piccolo, sul servizio. Mi sembra di capire che se per alcune strutture tipo basket e credo, non mi ricordo, forse anche skateboard, sono già fruibili e bisogna attendere invece per tennis e padel. Permetto solo, leggo dal piccolo, scrive il titolo è Cittadella dello Sport, inaugurati gli impianti, prime partite in autunno, e il sottotitolo dice utilizzo parziale dei campi dopo ottobre, l'apertura a regime in primavera. Per cui, ecco, infatti scrive che
ottobre o novembre per la fruizione parziale di qualche campo, direttamente alla primavera per un'apertura a regime. Per cui infatti mi pare appunto che, cioè di confermare appunto che al momento uno non si possono utilizzare i campi da basket e da skate, però se non vado errato i campi da basket e da skate dovrebbero essere fruibili gratuitamente. Sì, sì. Basket mi pare anche, forse, insomma adesso non vorrei dire qualcosa di sbagliato. In ogni caso alcuni campi, eccolo qui l'articolo, sarebbero fruibili gratuitamente, mentre altri ovviamente, eccolo qui, basket e skate, esatto, avranno una fruizione gratuita, però dovrebbero partire da ottobre, per cui per quello prima ho fatto questa leggera critica, che purtroppo però è fin troppo comune, questa loro abitudine di inaugurare cantieri, opere pubbliche, così, quando non sono ancora pronte. E in realtà questa cosa qui è comune anche in regione, no? Questi assessori regionali che vanno a inaugurare 38 volte un ospedale che non è ancora partito, penso all'ospedale di Pordenone, su cui addirittura si era creata anche una crisi a livello regionale del centrodestra per quell'ospedale lì, però dovrebbe partire ad ottobre, per cui al momento presentandosi con un pallone da calcio non sarà possibile fino a ottobre andare un pallone da basket, scusate, non sarà possibile andare a giocare a basket o con lo skate, per cui dobbiamo aspettare ottobre. Peccato, perché l'hanno già inaugurata, per cui in effetti giustamente si pone uno il quesito: ma allora posso già andarci oppure no? C'è anche proprio una contraddizione dal punto di vista comunicativo, che invece la giunta comunale dal punto comunicativo dovrebbe essere molto più chiara con la cittadinanza, ovvero se io inauguro la struttura a ottobre e il giorno dopo è fruibile è una cosa, ma se la inauguro ieri che era il 20 agosto, per poi renderla fruibile a ottobre, non so, sono un po' perplesso rispetto a questa cosa, e infatti la confusione si nota anche giustamente ai cittadini che non sanno più cosa fare. Allora, invece un telespettatore segnala che da 10 anni c'è la via Rota, che finisce di fronte al monumento ai caduti al Castello di San Giusto, è chiusa da 10 anni per un muro di contenimento pericolante. 100 scalini di via Rota utilizzati dai turisti che dal Teatro Romano proseguivano verso il castello, immettendosi in via Capitolina di fronte al monumento ai caduti, non sono più fruibili da troppi anni ed è, dice, scandaloso. A me, adesso io non vorrei, però comunque io scendo da là, probabilmente la via Rota prosegue e io prendo un'altra strada, perché non è che non si può scendere o che non si possa salire. Sì, io sto pensando a un eventuale fermo causa cantieri, o le motivazioni, appunto parla di 10 anni, per cui immagino una cosa tra virgolette ormai storica, però non ho presente questo intoppo, però al di là dei cantieri attuali, ecco perché stavo cercando anch'io, perché per farmi un po' di chiarezza anche in testa rispetto a via... allora no, funziona, allora questa Rota è via della... ho capito che cantiere, perché c'è una scalinata inaccessibile e quando ero con i nostri attivisti del Movimento 5 Stelle a mettere durante il referendum, forse alcuni cittadini che magari ci seguono hanno pure ricevuto, abbiamo messo delle buste nelle cassette delle lettere in occasione del referendum per motivare la nostra posizione sul no, che poi tra parentesi abbiamo pure vinto, e in quell'area lì c'era appunto una scalinata che però adesso non mi sento di... Ma io mi sto... sto cercando di capire se c'è dalle immagini che state mostrando, ma c'è una scalinata che ferma da una marea di anni, e sarò sincero che non ho approfondito come mai sia ferma da così tanto tempo, ma sarebbe interessante farlo. Per cui... Allora, la via Rota è questa, no? Cioè, diciamo, qui siamo... questo è il monumento. Il monumento. Questa è la via Rota che inizia a scendere, e ad un certo punto, adesso però qua sarà difficile che io trovi il punto esatto. Diciamo, da questa parte qua, eccola qua, invece era molto più semplice probabilmente, si può scendere e la scalinata si interrompe qua. Sì, e anche dall'altra parte si può arrivare da sotto. Però si può comunque, si può proseguire girando, si può continuare a scendere. Ecco. La via Rota è interrotta perché la via Rota probabilmente continua e qui è visibile esatto. da dopo la scalinata. Esatto, non è che si possa e ho presente anche che si arriva appunto da sotto, dall'altra parte. È anche una bella passeggiata per scendere. Tra l'altro è molto piacevole.
Però è vero che quella parte lì è ferma da una marea di tempo. Sì, questo è vero. Sinceramente, siccome non frequento tanto San Giusto, però ne avevo in mente già da diverso tempo che c'era quel cantiere lì, mi voglio informare meglio, perché sarebbe interessante che si potesse risolvere anche quel problema lì, perché ovviamente... perché c'è gente comunque che ci abita. Ecco, gente che ci abita, esattamente, che appunto hanno la priorità per poter accedere con maggiore facilità a casa propria, e poi soprattutto, se la Giunta vuole continuare con questa promozione turistica incessante, allora, visto che quell'area è fruita molto dai turisti, sarebbe auspicabile che appunto ci fosse anche innanzitutto che fosse aperta, certo. Ma poi ho anche in mente dei cantieri in altre città europee in cui ci sono delle indicazioni che magari dicono, non so, tra qualche mese riaprirà, per renderla anche un po' meno brutta, no? Perché oggettivamente mi rendo conto che tutta quell'area è un po' storica, per cui ci stanno che possono esserci la strada chiusa con questi legni, questi assi di legno un po' così, però sinceramente sarebbe auspicabile un po'. Allora, io ringrazio Enrico Sossi per essere stato con noi, esponente del Movimento 5 Stelle, ringrazio chi ha scritto e chi ha telefonato. Noi ci vediamo alle 13 per l'anteprima del telegiornale delle 13:20, poi il telegiornale delle 13:20, poi Trieste in diretta e poi il telegiornale delle 19:30, l'edizione serale. Ho detto tutto, mi sono ricordato anche gli orari. Ci vediamo più tardi. Buon pomeriggio, buona giornata. Sì, buon pomeriggio, buona giornata e ci vediamo dopo. Buona giornata.